quando lei va a Roma, lei non è assolutamente una, come dire, una provinciale con un'aria da casalinga che è paracadutata in una Roma che non sa nulla di lei. Tutt'altro. Noi la troviamo nel giro della nuova antologia che lei frequenta, che è il giro di una, come dire, di quelle che possono essere considerate le avanguardie letterarie italiane. È un momento questo in cui il centro della produzione letteraria italiana si sta trasferendo da Milano, dove era stato negli ultimi decenni dell'Ottocento, appunto a Roma. E Grazia è dentro tutto questo, non è assolutamente marginale. Il romanzo famoso di Pirandello, che si chiama Suo marito, in cui racconta ci sono due personaggi che possono essere Grazia Deledda e Madesani. Questo libro, con questo racconto che mette in scena una giovane scrittrice, e il suo marito del titolo, che gli fa un po' da agente, che un po' racconta nel romanzo di Pirandello, è un po' uno sfruttatore di una sorta di gallina dalle uova d'oro, no? Questo è il racconto malevolo, però io questo libro me lo sono andato a rileggere. Una cosa che va detto è che prima di tutto questo libro nasce da una frequentazione di Grazia Deledda e di Mariesani negli ambienti appunto della nuova antologia. Quindi, come dire, lui la conosceva bene Grazia Deledda, era una collega scrittrice di Pirandello. E poi, certo, l'immagine che dà del marito non è positiva, però se andando a rileggere c'è un racconto di questa figura della giovane scrittrice un po' selvaggia, un po' naif, che non è assolutamente negativo. Cioè Pirandello, ammettendo e concedendo che racconti la Deledda, racconta una Deledda, sì certo, un po' inselvatichita, che viene dal nulla, però con che cosa? Con un suo talento. Ecco, questo, e qua c'è una bella intuizione di Pirandello, che evidentemente vede in questo personaggio, riconosce questo talento. Quindi, insomma, respingerei l'idea di un Pirandello incapace, invidioso nei confronti della Deledda e incapace di riconoscere il suo talento.